È stata davvero un'onda di solidarietà e sostegno quella che ha travolto la nostra emittente appena diffusa la notizia del furto di attrezzature compiuto ai nostri danni, che ha totalmente e con competente maestria svuotato la postazione di trasmissione sita a Villa Seta. Un sentito grazie vogliamo per questo, come editori e staff al completo, rivolgere ai colleghi giornalisti che con affetto ci hanno inondato di messaggi e telefonate di sostegno, al nostro pubblico che ci segue sui social e che si è stretto intorno a noi con parole di affetto, alle istituzioni che hanno espresso vicinanza all'emittente, sottolineando l'auspicio che si possano presto identificare gli autori. Un conforto che in un momento di grande difficoltà, per noi certamente maggiore, ma che riguarda tutti gli operatori dell'informazione, rilancia la necessità di riflettere sull'importanza del ruolo dell'emittenza locale e di quanto, anche alla luce del furto, il fatto che possa spegnersi determini un pericoloso vuoto in termini di affermazione della democrazia e del pluralismo. Ne approfittiamo per ribadire che le testate giornalistiche, che siano di carta stampata, televisive o online, garantiscono al lettore e al telespettatore una serie di regole, prima tra tutte il fact-checking, e assicurano l'offerta di condizioni di parità alle varie voci di governo e di dissenso. Quello che ribadiamo sono l'essenza della democrazia e del pluralismo. Si vuole soffocare un intero segmento culturale e produttivo, forse troppo difficile da controllare perché si esprime in mille rivoli. Si è spenta una postazione, ma non la nostra voglia di continuare ad essere al servizio della città e del territorio.